Scarcerato da poche ore per la tentata rapina di lunedì mattina a un internet point di via Zenzon, ha aggredito senza motivo un volontario della mensa della Caritas di via Venier, colpendolo con un oggetto acuminato, forse la roncola di 21 centimetri che gli è stata poi trovata in tasca. Rintracciato, il 35enne bengalese è stato arrestato per la seconda volta in 3 giorni al termine di una colluttazione con i poliziotti, mentre il volontario Caritas, un quarantenne dell'Interland trevigiano, veniva medicato al pronto soccorso. Lo straniero, racconta don Davide Schiavon, direttore della Caritas, era in fila per il pasto e senza un motivo ha aggredito l'operatore. La persona è arrivata e si è fiondata letteralmente addosso. Le persone che erano lì hanno anche avuto un certo shock, diciamo, da questo punto di vista qui. Ecco. La ferita anche non era così grave, però certamente il gesto è gravissimo. Ecco. L'intervento tempestivo dei carabinieri della compagnia di Treviso ha permesso di identificare nell'arrestato per la rapina di via Zenzon il presunto autore del ferimento, un volto noto alla Caritas anche per i suoi squilibri. Abbiamo già segnalato con varie mail a questura e anche all'uso la persona ci sembra instabile dal punto di vista psichico e quindi avevamo fatto le segnalazioni ma non abbiamo avuto risposta in tale direzione. I poliziotti delle volanti hanno rintracciato il bengalese in zona Appiani. Nel tentativo di bloccarlo, un agente ha rimediato una violenta spallata e una prognosi di alcuni giorni. Lo straniero è stato dunque arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di coltello, quindi condotto in carcere da dove era stato rimesso in libertà, malgrado i fatti di lunedì, con i soli obblighi di dimora a Treviso e presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Profonda anche amarezza perché diciamo, queste situazioni vanno affrontate, ecco, certo un po' in termini un po' più anche definitivi e risolutivi, ecco, mi spiace un po' questo e poi mette anche profonda insicurezza, anche in qualità di responsabile ho i miei timori nel mettere a repentaglio anche l'incolumità dei volontari, degli operatori e anche la mia.